Sergio Silva, il Follonia si regala un Natale con la vittoria sul Forte dei Marmi, però una partita molto molto equilibrata per almeno tre quarti. Sì, diciamo, l'aspettavamo una partita così perché con un portiere come avevamo davanti, una squadra rognosa che poi alla fine è fisica, che difendono bene. Se hai la fortuna di sbloccarla presto, magari poi riesci a gestirla in un altro modo. È sempre stata lì in bilico, penso che abbiamo sempre provato più di loro. Penso che poi alla fine è una vittoria giusta per quello che abbiamo provato, per quanto volevamo questa vittoria che per noi era molto importante e quindi sicuramente passeremo un Natale molto tranquillo. Si riapre il discorso qualificazione alla Coppa Italia, ci sarà da giocare l'ultimo turno il giorno della Befana, un match delicato mi sembra a Lodi, quindi insomma non è detto ancora nulla, via. No, lo sapevamo prima, diciamo che poteva anche non bastare vincere oggi, vincere a Lodi, poteva non bastare per arrivare in Coppa. Eh, non so nemmeno la classifica perché non ho guardato ancora nessun risultato. Abbiamo vinto questa, ci riposiamo, prepariamo la testa, abbiamo poi una settimana bella piena per lavorare bene, preparare la partita con Lodi, che una vittoria sicuramente ci può portare a un obiettivo che è quello di entrare nella Coppa Italia, però è una partita che portano altri 3 punti e che per noi sono molto importanti perché noi e purtroppo quest'anno non giochiamo per le parti dove eravamo abituati a giocare, quindi tutti i punti sono importanti.